Cervignano del Friuli in balia dei topi d'appartamento che hanno messo a segno diversi colpi negli ultimi giorni, oltre ai danni morali e materiali recati lasciati durante il loro sgradito passaggio. I cittadini sono preoccupati e chiedono a gran voce sicurezza per la loro incolumità. La cronaca di questi giorni registra un aumento del numero di furti nelle abitazioni, però è un fenomeno che interessa l'intera regione perché la cronaca di questi giorni lo testimonia. Evidentemente interessa anche la nostra comunità. A questo proposito vorrei dire che ognuno deve fare la propria parte, l'amministrazione comunale di concerto con le forze dell'ordine, con la polizia locale, deve presidiare il territorio. A questo proposito anticipo che partirà a breve un pattugliamento congiunto, ottimizzando quindi le risorse che sono numericamente ridotte sia per carabinieri che polizia locale, un pattugliamento congiunto appunto fra carabinieri e i nostri agenti della polizia locale. L'amministrazione comunale dal canto suo cerca soluzioni nel contesto in cui può operare per dare risposte certe alla popolazione. Per quanto riguarda le famiglie, invito comunque ad attivarsi per dotarsi di sistemi di protezione, attingendo ad un bando che mette a disposizione delle risorse per impianti d'allarme a favore delle famiglie. Quindi il comune da una parte, le famiglie dall'altra.